Fra Bernardino, commissario generale dei frati minori osservanti, uno dei tre gruppi in cui era diviso l'ordine francescano, approvò, non senza contrasti, la fondazione del convento di Ivrea. Canonizzato santo nel 1450, la città, memore delle sue prediche esaltanti, eresse una prima edicola. Il convento, con camposanto e chiesa ad una sola navata, arrivò il 3 febbraio 1457. Raggiunse una tal fama da suscitare l'invidia dei francescani riformati. Con un colpo di mano, approfittando dell'assenza dei minori in attività pastorale, irruppero in convento banchettando boccaccescamente e serrando al di fuori della porta il padre guardiano nonché il cuoco. Al ritorno dalla processione, tra i fratelli nacque una contesa che finì con l'abbandono della Chiesa ad un destino decadente, finché l'ingegner munifico Camillo Olivetti ne assunse la tutela ed il restauro. Gli stupendi affreschi di Gian Martino Spanzotti, permeato di influssi lombardo-francesi e fiamminghi, rendono prezioso il ciclo della vita e passione di Cristo. Spanzotti nasce a Casale, o comunque attorno a Varese, nel 1455 e morì a Torino, attorno al 1528. L'esecuzione dei 20 affreschi con al centro la crocefissione ebbe inizio attorno al 1490 sotto il regno sabaudo. Vediamolo. Annunciazione. Il pallore dei volti, appena arrossati, i capelli biondi, i colori aggraziati delle vesti, ricordano esempi franco-provenzali. L'ambientazione è complessa. La stanza si apre sul giardino chiuso come vuole la regola e sulla camera da letto. Maria ha il collo allungato con un accenno di gozzo. Gabriele è un po' tozzo. Il giglio è nel vaso anziché nella mano dell'annunziante. La Natività, d'impianto solido, in una stalla, delizioso, è il gruppo d'angeli in rosa, è bella la faccia di Giuseppe, credibilmente vecchio. Fuori, pastori osservano la stella che non vediamo. I magi vengono accolti nella parte dove vengono conservate nel muro le vettovaglie. Il bimbo deve aver finito da poco l'allattamento e si abbandona satollo al seno materno. Preziosi i vasi in cristallo recati dai magi. Si fugge seguendo percorsi rocciosi, madre e figlio hanno il volto specchiato. Giuseppe avanza con prudenza, l'asino sembra allarmato. Curioso il nodo alla di esso coda per reggere la sella. La disputa è una scena buffa. Gesù con le mani fatica ad elaborare i concetti che, guardando la madre, confida di rendere convincenti. Maria, finalmente nei suoi colori, blu e rosso, conserva una distaccata regalità, prendendo le distanze da sapienti annoiati, diffidenti ed uno persino impertinente alle sue spalle. Sviluppata in verticale è il battesimo.
Bella è la figura e realistico il movimento di Giovanni. I colori delle pietre e del prato paiono quelli del manierista Pontormo. In alto, a destra, Gesù supera l'ultima tentazione, lasciando le pietre alla loro natura. Maddalena, di rara sensualità, è assorta. Lazzaro resuscita, tra l'emozione dei parenti o forse allergici all'odore della morte. Anche questo quadro si svolge in verticale, lontano, alta sul colle, troneggia Gerusalemme con le sue torri. La scena è affollata. Tra le dame, una è acconciata alla francese. Le figure degli apostoli sono realistiche, in particolare quella di chi solleva il risorto. Gesù ha l'aria distaccata. La mano esprime la sua rassegnazione al prossimo esito esistenziale. Sempre in verticale è l'ingresso a Gerusalemme. Da un albero un giovane taglia foglie di palme che alcuni innalzano festosamente. Due si grattano il capo perplessi. L'asino ci guata. L'epilogo s'avvicina. Giuda, per compiere l'ingrato compito, beve, anzi, si comunica. Cristo lo benedice. Nei dettagli si nasconde il diavolo. I piedi del tavolo hanno forma di delfino. I calzari sono di intrecci abili. I bicchieri sono goti veneziani, sempre vuoti a giudicare dall'apostolo che ne riempie uno. Si sa, buono è il vino della vigna del Signore. In precedenza, Cristo, ben raffigurato nelle forme plastiche e nel volto, intento in un gesto umile che solo chi tutto può fare. Buono l'impianto rinascimentale con la finestra aperta alla luce. Nell'orto Gesù accetta la colonna infame ed il crocefisso in un anfratto pietoso illuminato dall'angelo. Di notte viene arrestato. Inutile il taglio d'orecchio che Pietro compì. Gesù lo ricucirà. Giuda, nero di vergogna, bacia chi amò. Imponente la sala del giudizio. Una fuga di colonne avvolge i personaggi. Pilato invita alla calma la canaglia infervorata. Toccherà al Sinedrio decidere. Caifa, pur di condannare Gesù, si straccia le vesti, non avendo argomenti. Cristo ignora l'attimo. Guarda Pietro, cui ha affidato la sua Chiesa. Deliziosamente fiamminga e la dammina sconcertata. Il riquadro della flagellazione, oltre all'ampia prospettiva, è caratterizzata dal movimento ritmico dei flagellanti. Gesù si estranea, ferito, sanguinante, si espone al popolo giudicante. La vita di Gesù non vale quella del ladrone incarcerato. Entrambi troveranno, diversamente, libertà. Pilato ha cambiato copricapo e romanescamente se ne lava le mani. Bella la prospettiva ascendente a destra, più parigina che sabauda. La confusione domina la salita dei condannati al Calvario. Normalmente Cristo è rappresentato solo. Qui è con i compagni, nella sofferenza, per tutti uguale.
Uno con turbante lo colpisce al fianco con un bastone, un altro gli conficca in capo la corona di spine, mentre Maria raccoglie il suo sudore in una piccola sindone. Le bastonate son per tutti, scena di rara crudezza, i volti stravolti, la ferocia rappresentata rinvia alla pittura alemanna. Maria perde i sensi, sorretta da Maddalena e Giovanni. Il dramma si compie, le croci dividono in 4 la scena. Gesù è spirato, non ancora i ladroni. Rassegnato quello a destra di Gesù, si è convertito. Stravolto quello di sinistra, cui un soldato spezza le gambe. Sotto la croce Maria e Giovanni implorano i soldati. Uno sembra scusarsi, mentre alle spalle di Maria l'espressione dell'aguzzino che ha tagliato il costato a Cristo esprime una crudeltà sorda. Bellissimo l'arrivo di Maddalena. Scena rara. Dallo sfondo accorre, urlando parole che accompagneranno Gesù nel trapasso. La vita continua e da destra i soldati ci giocano i panni di Cristo. Commovente l'afflizione delle Marie nella deposizione. Giovanni regge il capo, Maddalena si inchina ai piedi che un dì asciugò con i suoi lunghi capelli. Interessanti le 2 figure piegate ad alzare la lapide. Sembra che la scuola di Ferrara abbia inviato De Robertis a collaborare con Spanzotti. La resurrezione è travolgente. Una forza non più umana alza la lapide e sconvolge Armigeri e la realtà, mentre attraverso una stretta gola le Marie si avvicinano con le lanterne accese. È notte e la luce è quella del risorto. L'ascensione è una vibrazione che solleva Cristo, separandolo dalla storia, entra nell'eterno e la serenità si trasmette a noi che ammiriamo. La narrazione è stato un crescendo musicale che si conclude con un adagio. Invece una ripresa ci attende. Adamo ed Eva vengono garbatamente allontanati dal paradiso sotto lo sguardo deridente di un Satana cornuto. Se non avessimo conosciuto il male, lui non esisterebbe. Lo abbiamo creato noi, scegliendo la conoscenza. La crocefissione sottostante rammenta che per quel gesto di libertà pagherà il Figlio di Dio e noi con lui ogni giorno per poi morire. Il giudizio universale non si ispira alla visione apocalittica di Giovanni. A cacciare negli inferi peccatori provvedono santi, martiri e arcangeli. Maria cerca di intercedere, ma Dio mostra le stimmate del figlio e, in alto a destra, i simboli del martirio. Sotto San Bernardino, contraddistinto dalla tavoletta in legno su cui si leggono lo iota, la eta e il sigma, l'acronimo greco di Gesù. Che succede negli inferi? La legge del contrappasso dantesca. Ognuno paga, enfatizzando il suo vizio. Si mangia sino a vomitare. La lussuria è incontenibile, la passione la brucerà. L'usuraio scopre d'avere un cuore. Hieronymus Bosch rappresenta la pena più giocosamente.
Il gusto grottesco d'oltralpe è per noi indigesto. Persino Cristo ne soffre. In purgatorio gli angeli portano oggetti di conforto, vino, ciabatte, pane, libri e paludamenti. Che gioia, questa solidarietà unica. Sotto, nella volta, Maria, l'amabile, conclude il ciclo.